C'è un sogno da coltivare e ci sono 180 minuti per prendersene cura, ma tutto comincia dalla gara di andata. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da Francesco Cammuca. Siamo qui allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo per assistere alla gara tra Mazara e Super Giovane Castelbuono, valida per il turno di andata delle semifinali della Coppa Italia di Eccellenza. Partita che viaggia come di consueto sui 180 minuti, quindi non c'è possibilità, non c'è margine per rilassarsi, non c'è margine per gli errori, bisogna solo dare il massimo in questa gara, tutta da vivere, che naturalmente vi porteremo a seguire con le nostre telecamere. Ricordiamo il ritorno in programma tra 14 giorni allo stadio probabilmente comunale di stadio comunale Failla di Castelbuono, dove potrebbe finalmente fare il suo debutto in questa stagione la squadra guidata da mister Angelo Bognanni. A breve la lettura delle formazioni, intanto a breve anche la grafica in sovraimpressione per il risultato di questo incontro. Si parte con la gara che ha inizio in questo istante. Primo fallo laterale della gara in favore della formazione di casa, con l'incarico della battuta con le mani lasciato a prima per mettere in mezzo lo standard, questo però giallone del Castelbuono con di subito un fischio, un calcio di punizione. Allora andiamo con la lettura delle formazioni, partendo dal Mazara affidato nelle scorse ore a mister Dino Marino. Ritorno per lui tra le fila giallo-blu. In porta c'è Giacalone, poi con il numero 2 Marchese, numero 3 Priola, numero 4 Camara, numero 5 Baiato, numero 6 Benivegna, numero 7 Ricciulli, numero 8 Mihali, numero 9 Gancitano, numero 10 Bari, numero 11 Gomez. Risponde la Super Giovane Castelbuono praticamente con gli stessi effettivi che hanno giocato la gara di 3 giorni fa contro la Nissa. E allora tra i pali c'è Fagone, il capitano, poi con il numero 2, mentre intanto c'è Camarà per terra, fischia l'arbitro, calcio di punizione con il 2 Suarez, con il 3 Grandis, con il 4 Cantus, con il 5 Garofalo, con il 6 Pennisi, con il 7 Arenoso, con l'8 Pappalardo, col 9 Torres, col 10 Belecco, con l'11 Diallo. Direttore di gara è il signor Giuseppe Russo della sezione arbitrale di Acireale, mentre attenzione a questa avanzata del Mazara con la chiusura ai danni di Ricciulli, che va subito a occuparsi della battuta. Servizio per Priola, poi ancora Ricciulli fermato dall'intervento di Belecco, lancio subito a cercare Torres, colpo di testa da parte di Marchese e poi c'è un fischio e un calcio di punizione in favore del Mazara. Ricordo ancora la gara di ritorno il 20 di dicembre, praticamente ultima gara del 2023 per le squadre rispettivamente di Dino Marino e di Angelo Bognanni. Si giocherà con ogni probabilità al Luigi Failla di Castelbuono, anche perché quella contro la Nissa dovrebbe essere l'ultima gara della squadra dei Cinghiali Madoniti prima del ritorno a casa in quel Luigi Failla che nella scorsa stagione vedeva la squadra impegnata nel campionato di promozione proprio su questo terreno di gioco. Poi la possibilità di trasferirsi a Geraci Siculo, al Santissima Trinità, che è stata feudo di questo strepitoso girone di andata per la squadra che in ogni caso chiuderà
matematicamente parlando lontano dalla zona rossa della classifica. Intanto Diallo prova a sprintare, la palla intercettata anche da Cantus che recupera, serve Torres ma lo serve male, allora Marchese col tocco per Gomez. Gomez ancora prova a liberarsi, è chiuso, riesce a trovare Marchese, triangolo che non si chiude, c'è un fallo laterale per il Mazzara proprio davanti alla panchina di Dino Marino. In realtà la rimessa è per la Supergiovane con Laureano Grandis che serve indietro Arenoso, questa batteria di sinistra particolarmente pesante per la Supergiovane e per le difese che affrontano ogni domenica la squadra giallonera. Belecco, il tocco per Pappalardo anticipato dall'intervento di Camarà che poi perde palla. Torres, Belecco, attende il movimento dei compagni, trova Torres, limite dell'area, sterza a destro, sopra la traversa il tentativo di Torres, prima palla gol della gara. E dunque prova ad accendersi Torres. Intanto problemi ancora per Camarà. Vedremo di chi si tratta. Poc'anzi Camarà ha avuto un problema. Si rialza. Si trattava sì del numero 4 Camarà, in ogni caso si riparte mentre sistemiamo l'inquadratura. Ricciulli con la sponda, Micali, ancora Ricciulli che prova ad andare, lo ferma molto bene Garofalo che poi si prende il fallo laterale. Fallo laterale battuto proprio da quello che è il braccetto di destra della linea 3 della Supergiovane. Torres va a pressare, buona qui la giocata da parte di Benivegna, poi può avanzare Priola, la palla sulla sinistra per Ricciulli, passaggio di ritorno impreciso, pallone che finisce direttamente oltre la linea di fondo. Fagone che fa salire i compagni, il capitano della Supergiovane Castelbuono opterà per il lancio alla ricerca di Torres e di Diallo, più presumibilmente quest'ultimo. Infatti Diallo va a provare a prendersi la palla, l'anticipo secco di Bari che indossa il 19 e non il 10 come erroneamente da me detto in precedenza. Torres contrastato bene da Benivegna, poi pallone allontanato sui piedi di Gomez, poi prova ad andare Bari, fermato col fallo, il calcio di punizione per il Mazzara. Pallone per Marchese, poi la sponda di Gomez per Bari, cambio gioco a cercare Ricciulli, lo trova, sovrappone anche Priola, il cross di Gomez, la branca Fagone senza grossi problemi. Rilancio a cercare Diallo, l'anticipo di Baiata che anche il capitano punizione Supergiovane già battuta. Garofalo per Pennisi, giocatore letteralmente riscoperto da Angelo Bognani nella scorsa stagione ad Acicatena, portato con sé, voluto fortemente alla Supergiovane. Cantus con il lancio quasi d'esterno per Diallo, di testa bene Benivegna, poi di testa va a duellare Pappalardo che poi la pulisce su Belecco. Si gioca, non c'è fallo di mano di Camarà e allora la palla in avanti a cercare Ricciulli che punta sulla sinistra. Garofalo l'1 contro 1 di Ricciulli, il dribbling del numero 7 che poi cerca luce per il cross, serie di deviazioni, l'ultima è di Suarez, il primo corner della partita, 7,53 è per il Mazzara che sta iniziando in maniera gagliarda la partita.
e che ora si procura la prima chance da fermo con Camara. Quasi tutta la super giovane, fatta eccezione per Torres, è nella propria area di rigore, in 6 a saltare per il Mazzara. La battuta di Camara, colpo di testa da parte di Arenoso, poi prova ad arrivare, in effetti arriva Gomez, 1 contro 1 con Diallo, perde quasi il controllo, poi serve la palla all'indietro per il cross operato da Micali, non toccato da nessuno. Si ripartirà allora con Fagone. C'è la carica consueta di Dino Marino che torna dunque sulla panchina della Mazzara. Diallo di testa sovrastato da Bari, poi Arenoso cerca la palla per Torres, interviene Benivegna, poi Gomez, Camarà, anzi trattava di Bari, pallone per Gancitano, Mihali cerca l'apertura ma la legge Belecco. Belecco con il lancio per Torres, posizione regolare, esce senza paura Giacalone, applausi per lui, per il classe 2004. Secondo portiere molto giovane per la squadra mazzarese. In panchina c'è Pizzolato, classe 2005, elemento della formazione juniores dei Canarini. Tanto rimessa per Grandis, indietro ad Arenoso, appoggio subito a Garofalo, ruota subito il flusso dell'azione la super giovane, cross, colpo di testa di Marchese, poi quello di Pappalardo, quello di Benivegna, mette giù Mihali, poi Bari anticipa Cantus, Mihali, l'avanzata per la corsa da parte di Priola, riesce ad evitare un po' di avversari, ancora Priola fermato però dall'intervento di Cantus, poi Belecco dormicchia un po', arriva Diallo che prova a duellare e poi concede il fallo laterale. Grande giocata di energia da parte di Camara che sembra aver superato il problema dei primissimi minuti di gioco. C'è il fallo laterale per Priola. Il difensore nativo di Misilmeri, deviazione da parte di Belecco, rimessa per il Mazzara qualche centimetro più avanti. Mihali, spalla alla porta, Cantus gliela arpiona, poi Diallo, Torres fa avanzare Belecco, i due non si capiscono e perdono palla. E allora Giacalone, Camara, pallone sulla destra per Marchese, subentra Gomez, tocco Bari, cambio gioco a cercare Ricciulli, di testa Suarez segue, poi Belecco fermato da Micali, Ricciulli 1 contro 1 con Suarez, sovrappone Priola, allora Ricciulli può convergere, se la mette sul destro, il cross, colpo di testa di Arenoso che poi prolunga direttamente in fallo laterale, non rischia nulla Federico Arenoso. La battuta di Marchese di testa Arenoso, poi Micali arpiona il pallone, lo gira indietro, un po' pressato qui Camarà, in ogni caso liberano bene i due centrali, Benivegna e Baiata. Priola, Micali, lunga, troppo per tutti e allora Fagone non vuole farla uscire, vuole giocarla subito. Fagone fa salire i suoi compagni e poi la rilancia con la sua solita gestualità di testa Benivegna, poi Arenoso prima di Bari, scontro tra teste, è rimasto giù Arenoso, l'arbitro fa misteriosamente giocare, ferma adesso il gioco per sincerarsi delle condizioni di Arenoso, chiamato subito l'intervento dello staff medico della super giovane. Allora ne approfitto per ricordare quello che è la terna arbitrale: Giuseppe Russo di Acireale è il direttore di gara, assistente Giuseppe Saracino di Ragusa, secondo assistente Giuseppe Trefiletti di Acireale.
Panchine con il Mazzara che manda il secondo portiere Pizzolato, poi Beltri, Calderone, Novara, Scalabrino, Coffi, Pirrello e Anteri. I primi 6 di questo elenco sono tutti under. Dall'altra parte in panchina il secondo portiere Mammano, poi Mazzola, il nuovo arrivato Mazzeo, Russo, Pardo, Franchelli, Guarneri, Di Bartolo e Marrone, a disposizione di mister Angelo Bognanni. Si rialza un po' intontito Laureano Grandis, pallone che verrà scodellato al direttore di gara, probabilmente alla super giovane. Mazzara che si schiera tra l'altro in attacco con Flavio Cancitano, giocatore che ha iniziato la stagione all'Athletic Club Palermo, proveniente proprio dal Mazzara, poi la scelta di tornare per andarsi a cercare un po' di spazio e un po' di minutaggio nella squadra della sua città. Cantus, palla larga per Suarez, esce bene Priola e recupera ma la mette in fallo laterale. Allora rimessa per Suarez, il lancio di Cantus, Diallo prova a indirizzarla con la testa, arpiona la sfera Camarà, Gomez cerca la palla sulla corsa di Cancitano, si oppone bene anche con un po' di esperienza Manfredi Pennisi, può avanzare Arenoso che ha ricevuto da Fagone. Torres vince il duello con Benivegna, passa in mezzo a due, poi il fallo da parte di Bari, e allora piazzato per la super giovane Castelbuono. Le proteste timide di Bari sulla palla Cantus e Arenoso. C'è Torres tutto solo, però c'è stata la chiamata della distanza, quindi non è possibile servirlo. Sono in 5 a saltare nella super giovane, più Pappalardo che è largo dall'altra parte, fischia l'arbitro. Cantus, la palla scodellata, secondo palo, Belecco in qualche modo evita che esca sul lato corto del campo, allora può convergere, può puntare, il cross, colpo di testa a mettere fuori, poi Torres cerca di farsi spazio, ancora Torres, la riconquista, viene chiuso dall'intervento di Ricciulli, prova a ripartire il Mazzara con Priola, lunghissimo, il pallone per Gancitano, allora Fagone invita Arenoso a rallentare, la palla la prendo io, dice, e poi fa rimettere a posto i compagni, rientrano Garofalo e Pennisi. Arenoso può avanzare, battuta lunga a cercare le due torri, anticipa però Benivegna, poi Marchese, Grandis, Cantus, Arenoso mette ordine e si appoggia a Totofagone. Pennisi, Arenoso, Pennisi, rischia qualcosa, battuta in avanti, intercettata però, allora Camara cerca il filtrante, Ricciulli col controllo elegante, chiude Nino Garofalo che prova a portare su il pallone, serve Pappalardo che è bravo ad anticipare il rientro dell'avversario, servizio di Arenoso, anzi di Grandis, chiusura pulita di Benivegna su Torres, poi scambio con Marchese, ancora Benivegna. Camara si apre e riceve, pallone per Micali, a sinistra Priola. Bari il controllo, poi Camara pressato, serve ancora Bari che si gira su Cantus, perde il controllo e allora riparte la super giovane con Pappalardo. Torres in piena area, Torres da fermo, prova a piazzarla, conclusione complicata, poi è bravo Ricciulli con il rientro, è rimasto a terra un giocatore del Mazzara, si tratta di Bari, direttore di gara che adesso ferma il gioco, probabile lavoro per lo staff medico del Mazzara. Si rialza Bari, allora si riprende col fallo laterale per Priola, di testa Suarez, poi
il contrasto tra Camarà e Diallo, fischio contro il classe 2004, una delle scoperte del direttore sportivo del Mazzara, Ivano Vetere. Tante le sue scoperte insieme ai suoi collaboratori vicini e lontani, tra l'altro super giovane che era finita soltanto per poco però nella corsa a Juan Ortiz, uno che da queste parti conoscono molto bene. Suarez intanto accelera, fermato da Marchese, poi palla lunga, Grandis, area di rigore, Grandis, esplode il sinistro, Laureano Grandis, vantaggio super giovane Castelbuono, la palla recuperata di fondamentale importanza e il lancio immediato per Grandis che controlla e fulmina con un gran sinistro Giacalone, vantaggio super giovane Castelbuono al 20°. E dunque si sblocca la partita del Nino Maccara con la rete di Laureano Grandis, uno che ha abituato il suo nuovo pubblico a gesti tecnici di spessore. Qui ha dovuto fare altro che prendere la mira e calciare, difesa del Mazzara un po' spiazzata dal recupero palla effettuato in precedenza. Cenni di intesa anche con la panchina, tra l'altro Grandis, se ricordate bene, vittima qualche minuto fa di un contrasto naturalmente fortuito che lo ha portato a un problema alla testa. Sembra averla superata, a giudicare da come ha indirizzato bene la palla, contropiede super giovane che adesso può scatenarsi, Diallo, l'entrata di Baiata, calcio piazzato, giallo per il capitano del Mazzara. Intanto problema anche per Cantus. Cantus che poi si va a prendere il pallone, salgono sempre in 5 della super giovane su questo piazzato. Cantus è arenoso sul punto di battuta per questo piazzato. Se ne va Cantus, batte Arenoso, pallone in mezzo Pennisi, non riesce ad indirizzarla, c'è stata però una deviazione e allora primo corner della gara per gli ospiti. Un corner a testa dopo i primi 21 minuti di gioco. Sempre Belecco alla battuta, secondo palo, palla che attraversa tutto lo specchio della porta, lo lascia uscire Baiata e allora si riparte con Giacalone incolpevole sulla fiondata mancina di Laureano Grandis. E questo è un gol pesante perché la Coppa Italia di eccellenza, come ben sappiamo e come abbiamo avuto modo di familiarizzare nei turni precedenti, prevede il valore doppio, per così dire, del gol in trasferta, e questo sicuramente intanto nell'economia della partita in sé consente alla super giovane di affrontarla con maggiore quasi leggerezza, oltre ovviamente a dare un bel vantaggio in vista della gara di ritorno a campi invertiti. Benivegna, tocco per Bari premia l'avanzata di Marchese, il tocco poi per Micali prova a liberarsi per il cross, stoppato proprio da Grandis. Secondo giro in bandierina per la squadra di Marino, salgono le torri, rimane il solo Marchese a presidiare la zona. Anche Bari sembra avere qualcosa da ridire sulla pressione dei palloni, sembrano un pochino sgonfi, almeno a giudicare anche dal linguaggio del corpo
del numero 19 che va dalla bandierina, primo palo, colpo di testa di Arenoso, poi ancora Bari, altro cross, altro colpo di testa questa volta di Garofalo, alimenta l'azione dall'altra parte Gomez, anzi Ricciulli, eccolo Gomez, Camarà apre per Bari che è rimasto in zona, Bari con Micali vicino, Bari va in 1 contro 1, viene raddoppiato, parte il cross, secondo palo, c'è la sforbiciata, poi Benivegna la pulisce per Camarà, conclusione fuori, ma si fa vedere il Mazzara, prima opportunità dopo il gol subito per la squadra di Mister Marino, che dimostra di essere sul pezzo, dimostra di essere concentrata, di volere risalire un po' quella che è una scala abbastanza ripida dopo il gol subito. Qui intanto a voto di Allo e a voto Bari, di testa Torres per Pappalardo, raddoppiato, riesce a scaricare, Arenoso colpisce in pieno Gomez. Altro momento di interruzione della gara, rimane a terra, si siede sul terreno di gioco mentre il signor Russo invita lo staff medico del Mazzara a effettuare i controlli sul proprio numero 11. Si può riprendere, adesso va a giocare con la partita. Cantus la gioca su Garofalo, appoggia ancora Cantus, Grandis, battuta lunga a cercare e a trovare Torres. Torres converge, ancora Torres, pallone incollato ai piedi, poi viene fermato senza fallo da Bari. Camarà, Bari ancora, corre davanti a lui Gomez, Bari va da solo, ancora Bari contrastato, riesce a tenere il pallone sull'attacco di Pappalardo, palla tra le linee, bravissimo Pennisi ad anticipare Ricciulli, terzo tiro dalla bandierina per il Mazzara. Sta approcciando molto bene questi minuti. Allora andiamo a vedere l'altro tiro dalla bandierina, il numero 3 della squadra di Mister Marino. Va a battere Camarà stavolta. Pallone in mezzo, il controllo da parte di Gancitano che poi perde palla e poi commette fallo su Suarez. E si becca anche l'ammonizione Gancitano. Secondo campione della gara, entrambi per il Mazzara, dopo Baiata, anche Gancitano finisce solo il trattino negativo. 27° minuto di gioco, La battuta di Fagone, cercato ancora Diallo, colpo di testa da parte di Ricciulli, poi pulisce il pallone ancora la super giovane con il cambio gioco. Grandis appoggia a Arenoso. Battuta lunga, Belecco prova a girarsi sul sinistro, serie di finte, lo ferma Benivegna, rimessa Mazzara. Pallone già recuperato dalla super giovane, serie di batti e ribatti, l'ultimo tocco è di Bari, rimessa con le mani in favore dei valori. Grandis per Torres che prova a girarsi, cross, serie di deviazioni, Marchese alla meglio, poi Grandis col cross, quasi un campanile, Torres prova ad arrivare prima di Gomez ma viene anticipato, Gomez prova a passare, fallo di Belecco. Pallone messo in fallo laterale poi, e allora rimessa per Priola.
Baiata, battuta a cercare Gancitano, sponda aerea non perfetta, Suarez allontana, poi Diallo, la sfiora appena, Camara porta a spasso Diallo, apre bene per Marchese che ha metri da prendere, avanza Marchese, scambia poi con Bari, Gancitano, altro controllo non perfetto, non è ancora entrato in partita il classe 2003, poi Benivegna si rifugia da Giacalone, minuti importanti per il classe 2005, chiamato oggi a un compito di rilievo, difendere i pali della Mazzara nel penultimo atto di una bella corsa in Coppa Italia, una bella corsa che ha visto vittorie importanti come quella con la Mazzarese, col Mazzara 46, o anche quella ai quarti di finale contro l'Unitas Sciacca, che in quella fase si stava un po' ricompattando, battuta ai calci di rigore dalla squadra allora allenata da Totò Tedesco. Ricciulli, torniamo in cronaca, Ricciulli fermato da Suarez, sempre attento, sempre sul pezzo il numero 2, Cantus, Pappalardo converge, alza la testa, si appoggia dalle parti di Federico Arenoso, Belecco porta su la palla col sinistro, poi ancora si rifugia dal suo numero 7, Cantus gestisce i ritmi e gestisce la palla la squadra dei Bognanni. Siamo alla mezz'ora della prima frazione. Diallo, Cantus chiede ai compagni di avvicinarsi e poi fionda, interviene Benivegna, non benissimo, allora Belecco gliela strappa dai piedi, Belecco apre sulla sinistra, quasi il replay del gol, Diallo però, Diallo, il dribbling, Diallo fermato dall'ottimo intervento di Marchese, calcio d'angolo, gran giocata di un longilineo come Diallo sullo stretto, e poi soltanto l'ottima giocata difensiva di Marchese ha negato a Diallo l'opportunità di toccare a pochi passi da Giacalone. Secondo corner della partita per la super giovane contro i 3 battuti dal Mazzara. Belecco, primo palo, pallone messo fuori, poi Diallo, ma c'è stato un fallo. Fallo su Ricciulli, punizione, e Ricciulli che si rialza, viene aiutato a rialzarsi l'esterno di sinistra di Mister Marino. Porta su il pallone Baiata, lancio lungo a cercare Ricciulli che si è invertito di fascia con Gomez. Ricciulli prova a scappare a destra, il cross deviato da Grandis, quarto corner per il Mazzara. C'è il cross, svirgola ma in qualche modo allontana Arenoso, poi Diallo inseguito da Gomez, lancio lungo per Torres, Torres contro Benivegna, ancora Torres, serie di finte, Benivegna non ci casca, e ottima chiusura, anzi di Marchese, scusate, e ancora una bella giocata difensiva da parte di Marchese che non si sta facendo così, si sta facendo gradire come giocatore. C'è Gomez che va in 1 contro 1, pallone sbagliato per Garofalo, allontanano in tandem Garofalo e Belecco, poi Diallo la fa scorrere, su di lui Camarà, prova a metterlo giù, si continua a giocare, Belecco resiste, ancora Belecco che passa, e il lancio per Torres, posizione regolare, anzi no, l'arbitro fischia, guardalinea che ha alzato la bandierina con un istante di esitazione, però poi ha ravvisato gli estremi per l'offside. C'è la battuta, palla per Marchese, tocco sbagliato però, allora Grandis, Benivegna, controllo e lancio
C'è un fallo di Torres. Allora Benivegna lancia per Priola, tra l'altro arriva anche un secondo pallone tolto subito. Michali, Camara, Baiata, testa alta, tocco per Bari, può avanzare il 19, ancora Bari, allunga la falcata, cerca la corsa di Priola che non può arrivare però. Leggermente lunga per il terzino del Mazzara che non può arrivare, dunque sarà messa dal fondo per il Castelnuovo. Tanto sull'altro campo, nell'altra semifinale, c'è il vantaggio del Modica sul Paternò, il gol del difensore Diop. C'è stato il tocco di Gomez prima di Diallo, quindi per questo si affanna al recupero pallone Priola che resiste all'attacco di Belecco, poi il tocco indietro per Baiata, lancio lungo a cercare Cancitano, il quale viene scavalcato dalla palla, poi la recupera, anzi è Michali si gira in mezzo a due, c'è il fallo di Cantus, punizione per il Mazzara. Battuta a cercare ancora Cancitano, però palla imprecisa questa volta, allontana Reynoso, poi Bari palleggia contro Diallo, ancora Bari, forse spinto, infatti l'arbitro fischia. Battuta su Baiata mentre c'è ancora a terra Bari, colpo di testa di Garofalo, poi Priola. Va sulla sinistra Gomez, affrontato da Belecco, riesce ad evitarlo, a servire ancora Priola. Si è rialzato Bari che invocava il pallone, Michali va da Benivegna. Benivegna cerca una linea di passaggio utile, trova soltanto il passaggio indietro a Baiata. Battuta lunga di Baiata a cercare l'inserimento di Marchese, di testa Grandis, fallo laterale e arriva l'applauso, arriva il complimento da parte di mister Marino per il suo giovane terzino destro. Bari, Michali porta a spasso il pallone, adesso raddoppiato, trova la luce per servire Bari col sinistro stoppato, però Cantus decide di spazzarla via, ma ancora Mazzara con Baiata fermato, senza fallo da Diallo. Ricciulli in mezzo a due, si va a complicare la vita e allora Diallo porta a spasso il pallone, Cantus, forse il fallo di Ricciulli, sì, punizione. Direttore di gara che sembrava aver interrotto il gioco non solo per fischiare il fallo ma anche per ammonire. Calcio di punizione per il Castelnuovo per l'intervento di Ricciulli su Cantus. Tra le proteste della panchina Manuale hanno avuto il cartellino giallo all'inizio del primo arbitro che però non ha tirato fuori dal taschino il cartellino, in questa occasione sono poi capiti. Comunque rimane immacolata per il momento la squadra mazzarese dal punto di vista disciplinare. Butta via la palla Reynoso che si scusa subito con i compagni e riparte subito Giacalone servendo Priola. Ultimi 8 più eventuale recupero del primo tempo in corso. Bari tocca per Ricciulli si rifugia da Marchese, poi pallone di ritorno che non arriva e comunque fallo laterale col direttore di gara che catechizza Pappalardo. Michali, Marchese in qualche modo da Bari prova a proteggerla, arriva Cantus con l'ancata, calcio di punizione.
Punizione in ogni caso per il Mazzara. Abbastanza corretto, perché negli ultimi minuti ha rischiato di impacizzarsi e innervosirsi un po'. Allora, il calcio di punizione è una buona posizione per il Mazzara, probabilmente per mettere un pallone in mezzo. Bari e Milan sono salite per il rigore adesso si porta all'interno dell'area di rigore anche Ricciolli. C'è la punizione dunque per il Mazzara. Micali, palla insidiosa allontanata da Arenoso. Bari, Gancitano, questa volta la sponda riesce. Camara, Priola, il controllo del terzino sinistro, ancora Camara, accanto a lui c'è Bari, servito. Camara rischia qualcosa, poi tocca indietro per Marchese, allora può uscire la super giovane. Non gestita benissimo questa punizione dal Mazzara. Pennisi, uscita palla al piede, Cantus, Pappalardo cerca il contatto con Micali, lo assorbe, poi attacca difesa schierata la super giovane adesso. Cantus, Belecco, apertura su Suarez, Belecco, palleggia la squadra di Bognanni che coinvolge anche Pennisi. Cantus, palla per Belecco tra le linee, la tiene in qualche modo il 10, poi serve Suarez, anticipato bene da Benivegna, poi Suarez trova i compagni, ancora Grandis, pallone in mezzo con deviazione, Giacalone. E qui Grandis non ha avuto il coraggio che ha avuto nella prima occasione, quella del gol. Ha cercato i compagni, non li ha trovati. E c'è l'avanzata allora da parte di Priola. Gancitano, l'appoggio per Ricciulli, poi la palla in avanti per Priola che può arrivarci, infatti ci arriva, il cross non è rimasto in campo, mentre devo rivedere ancora una volta il piazzamento dei due esterni d'attacco, perché Ricciulli è tornato a sinistra, anzi è tornato a destra, Gomez è a sinistra. La battuta di Fagone, il controllo da parte di Ricciulli che palleggia davanti alla panchina di Bognanni, tocca Pappalardo, fallo laterale Mazzara. Ricciulli in avanti, Grandi, Sarpiona, ancora Ricciulli che la porta via, contrasto e altra rimessa per i canarini giallo-blu con Marchese. Spalla alla porta Ricciulli, altro palleggio, poi Cantus che la porta via senza commettere fallo. Torres la prolunga di testa, prova ad autolanciarsi ma il campo è finito. Baiata, Benivegna, Ricciulli controlla Cantus, poi Belecco pulisce per Arenoso, cambio gioco a cercare dall'altra parte Belecco, poi Garofalo, Suarez, controllo un po' strano, poi palla per Cantus che riesce ad evitare Camara, fallo di mano da parte di Camara e punizione a 3 dal 45esimo per la super giovane Castelbuono. 3 minuti al 45 se ne va Arenoso, rimane sul pallone Cantus, palla scodellata in mezzo, l'uscita molto buona da parte di Giacalone che va subito a rilanciare di testa Cantus all'indietro su Suarez. Suarez si appoggia da Fagone, intanto rientrano i centrali, Fagone non granché il suo rilancio, Micali, Belecco gli mangia il pallone, può avanzare,
si distende in contropiede la super giovane, pallone per Diallo, Diallo atteso da Bagliata, Diallo finta il cross, se la sposta, appoggio Belecco prima di Bari, ma l'arbitro fischia fallo. Qui Bognanni catechizza Diallo, reo di non aver approfittato dell'1 contro 1, mentre ancora a terra Bari, fondamentale nel recupero su Belecco. Mazzara, ricordo, reduce dalla sconfitta di domenica contro la Don Carlo Misilmeri 2-1, maturato in virtù del gol di Pavisic, del pareggio su calcio di rigore di Sami El Amraoui, mentre intanto c'è il contatto e si riparte dal fondo. È andato giù Gomez con Garofalo che gli fa dino con la testa, lo invita probabilmente anche a restare in piedi. Intanto Fagone va al rinvio, ultimi secondi prima del 45esimo, sguardo rivolto all'arbitro per la segnalazione del recupero. Giacalone, rinvio a cercare Gancitano, colpo di testa di Arenoso, poi il controllo di Camarà, indietro a Bagliata, direttore di gara che guarda il cronometro, 2 minuti di recupero e lancio lungo, Gancitano, sponda a Micali, Ricciulli riesce a girarsi, poi la perde, va giù senza fallo, Cantus, palla per Belecco che può avanzare, mentre rimane giù Ricciulli, avanza Belecco, brutta palla. Benivegna la mette fuori, è rimasto giù Ricciulli. E adesso questi 2 minuti di recupero sicuramente subiranno un prolungamento. Approfitta il giocatore in campo per distradarsi le rispettive anche indicazioni in questo adesso si riapre per continuare la gara, anche lui è ripreso il gioco con la super giovane che ha restituito palla. Si è rialzato Ricciulli senza bisogno dell'intervento dello staff medico. Pallone lungo, tocca Garofalo sui piedi di Gomez contro Suarez, ancora Gomez, tocca all'indietro per Micali, prova a girarsi, resiste all'attacco, ancora Micali, palla sul destro, sorvola di poco la traversa, gran giocata, gran tiro da parte di Micali. E proprio sul gong del primo tempo arriva la palla più ghiotta, la palla gol più ghiotta del Mazzara. Micali che si è liberato molto facilmente, forse troppo facilmente, di Cantus, e intanto il direttore di gara, senza prolungare il recupero, manda le squadre negli spogliatoi. Il punteggio dice Super Giovane Castelbuono 1, Mazzara 0, in virtù del gol messo a segno da Federico Arenoso. Minuto 19, noi restiamo naturalmente collegati dallo stadio Nino Vaccara di Mazzara del Vallo per il secondo tempo, ma intanto solita clip per accompagnarvi verso il secondo tempo.
San Giorgio Piana e Casteltermini che si ritrovano contro subito dopo il doppio confronto di Coppa che ha visto i rossoneri passare il turno, ma oggi è tutt'altra storia, si parte dallo 0-0. Duro Giovenco 1-2 che si concretizza, ancora Duro sul fondo, la palla in mezzo, attenzione, il tiro! Ciancimino! La sblocca subito Ciancimino! La sblocca subito Ciancimino! Questa è stata il primo affondo, una bella azione, 1-2, Giovenco Duro in velocità, palla in mezzo. Vedere Sanyong che la controlla, Giovenco, il cross in mezzo è buono, attenzione, il colpo di testa ancora di Ciancimino. Giorgio. Per Serio, salta l'uomo, attenzione, 4 contro 4, Serio, si gira, Serio cerca il destro, il tiro! Traverso incredibile, la palla rimane lì. Tanto Ciancimino per Serio, attenzione, scappa dall'altra parte. Sané, salta l'uomo, Sané. Cosa ha sbagliato Sanyong? Attenzione Serio, bella la palla in profondità per Duro, si va a vedere pure Ciancimino e Camiolo Duro in mezzo. Sané la mette dentro ed è 2-0. E secondo assist di Duro, Giorgio, un 2-0 meritatissimo. 2-0 di Sané che trova il gol meritato perché sta facendo una grande partita Sané. Attenzione, intanto la palla lunga che rimane in aria, Tarantino di testa riesce a metterla fuori. Ancora Belmonte qui, bravissimo Belmonte. A uscire sul numero 7. La lascia Giovenco e possiamo ripartire. Ha problemi, quando invece il risultato è perduto. Attenzione qua, palla per Jack, per Sané. Sané la mette in mezzo, è lunghissima. Verso Ciancimino che però riesce a controllarla. Duro per Camiolo la mette giù. Camiolo che può puntare. C'è Jack Serio, palla per Jack Serio che si può girare al limite dell'area, tiro di Jack! Traversa di nuovo incredibile, Serio da fermo. E poi Giovenco! E qua la parata. Attenzione qua. Anticipato, Zappula può ripartire Casteltermini ancora con il numero 14. Serio che va a pressare, attenzione numero 6, in aria il destro! Incredibile ripartenza del Casteltermini, Giorgio vicinissimi al gol dell'1-2. Può salire, vediamo Giovenco sale. Il treno è partito. Qui una La mette in mezzo Giovenco dove c'è Fabrizio Montoro di testa! palla salvata sulla linea, incredibile, attenzione, poi lì un contatto. Bravo, che Duro, che possiamo ripartire 3 contro 1, Giorgio, Sané, Duro, contro uno. c'è Serio contro il numero 5. Palla di Sané per Serio che si dà tu per tu. Serio! Fino alla curva di Jack Serio è 3-0. Gabriele Rubino alza la testa perché Cerca questa palla verso Serio. poi Porcelli che palla per Serio. Porcelli, Serio, il destro! Jack! Serio, che gol ragazzi, che vorrei gol! sottolineare anche la palla di Porcelli, ma dopo un gol così Che gol di in secondo Serio. piano anche l'assist. Che gol di Ma era Serio! stato bravissimo. Cerca di girarsi, chiude ancora il numero 4, questa volta cerca una giocata impossibile. Porcelli, ottima la illumina palla. per Spina. Su Spina. Cade Scivola. Sané, ma perché cade sempre? C'è la palla per Duro, cerca il destro! Ed è gol! Che gol di Duro, meritato. Ed è gol! Adesso Ed è gol! Non abbiamo più dubbi, Giorgio, uomo partita Duro. Uomo partita Adesso Duro. ha superato. Vanno, Bel cross di la mano. mette in mezzo. Palla messa fuori da Casteltermini. Fischia l'arbitro. Triplice fischio. Dunque, finisce 5-0 per la squadra di casa. Il San Giorgio batte 5-0 il Casteltermini. Una partita che non senza senso. Amici del Calcio a 5 per Sport Isili, benvenuti in questa nuova giornata del campionato di Serie C2 Girone A. Si scontreranno due squadre, Futsal Emiri e Sport Club Giudecca. E Termini ancora in possesso palla per gli Emiri, in sovrapposizione esercizio Ceramitaro! Ed è subito il gol! Danilo Ceramitaro, il numero 4, pam pam, 1-0. Grande fisico, riesce a destabilizzare l'avversario. Ancora però possesso palla degli ospiti. Palla in mezzo, Angileri può puntare e tirare. Esterno di Angileri, deviazione e può andare Termini. Aspetta sovrapposizione di Ceramitaro. Termini, viene servito proprio Ceramitaro. Il tiro! Il compagno di reparto Margaiotti.
Margagliotti palla lunga, Safina palleggio, prova a girare il pallone in spaccata, Rinicella respinge, Rappa prova l'imbucata in mezzo, Parisi allo spazio, non tira, preferisce temporeggiare, palla in mezzo interessante per Sciacca, dentro, esterno della rete, Giudecca, ancora Margagliotti, dribbling supera, si gira, sfrutta bene il colpo e il tiro, respinta Safina col tacco, ancora indietro, Margagliotti il tiro, trova il gol, sotto le gambe del portiere, ed è Emiri 1, Club Sport Giudecca 1. Sciacca palla in mezzo per Rappa il tiro, deviazione, ancora Rappa, tiro fuori, ancora però il giro palla, Angileri il tiro, palo, doppio palo addirittura, occasionissima degli ospiti, Naccari, Sciacca può puntare contro Safina, grande palla per Rappa, paratissima di Mannina, Sergio Naccari col petto, mette giù, Termini, può puntare il numero 6, Mangiapanelli, Termini, lo spazio per il tiro lo crea, Mannina si deve impegnare per prendere questo grande pallone, ancora Termini, il tiro, respinta, impressione, ancora Naccari, può metterla giù, Sergio Naccari, palla imbucata sbagliata, Margagliotti legge bene, può puntare Margagliotti, il tiro, palo ancora degli ospiti. Fatto secondo l'arbitro, la palla in mezzo, attenzione Safina Uccelli, Nicella, Barbara, il tiro, Safina col tacco, palla fuori, ancora la squadra di casa che può andare, Futsal Emiri con Sciacca, lo spazio per tirare, tira Sciacca, Mannina, ancora gli ospiti, andare in mezzo Angileri si gira, attenzione, recupero Ciaramitano, rimpallo utile per Safina, Rinicella la para e Ciaramitano la tiene lì, Parisi prova a puntare, Parisi si crea lo spazio, Parisi destro, Mannina, Rappa, Sarci trova il gol e trova il gol, i padroni di casa trovano il gol, tutta la panchina va da Parisi e si dividono tra Parisi e Sarci ed è 2-1 il risultato dei padroni di casa con il numero 5, il capitano Giuseppe Rappa, che può creare l'occasione decisiva. Rappa, palla sulla laterale, Termini, Rappa il tiro, Ciaramitano era lì, batto dal giocatore avversario, viene spinto via da Parisi, Safina a disturbare il tiro e gol, ed è 2-2 e lo sapeva, questa è la partita sanguinosa, risultato sul 2-2, scivola rimessa tra le battuta, Rappa, ultimazione, Parisi può puntare, Parisi si crea lo spazio, Parisi, è un gol pazzesco quello di Parisi, è un gol pazzesco, Parisi 3-2 e potete vedere la giocata di Gaspare Parisi, è un gol pazzesco, pam 3-2, Rappa respinge deciso e ancora Gamicchia, ancora dall'altra parte, Margagliotti, palla in mezzo, Safina e poi il gol di Angileri e trova nel pareggio 3-3, che partita, Termini prova ad allargare, Termini si infila in aria, fallo, e no, finisce così ed è 3-3, una partita bellissima, si è conclusa così con questo grande 3-3.
Rientriamo in campo per il secondo tempo di Mazara Super Giovane Castelbuono. Il risultato per il momento premia, come potete vedere in grafica, le due squadre sembrano essere rientrate con gli stessi 11 e quindi gli stessi 22 della prima frazione. E quindi a breve potremo anche riassumere quelle che sono le formazioni delle due squadre. Ricordo il gol di Grandis al minuto 18 che di fatto ha sbloccato questa gara. Piccolo controllino alla rete, difesa in questo secondo tempo da Fagone, dal portiere della Super Giovane, e poi si può partire direttore di gara che è pronto per fischiare l'inizio del secondo tempo che inizia in questo istante, quindi godetevi gli ultimi 45 minuti di questo primo atto della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza, le ultime due superstiti del girone A. Dall'altra parte la seconda semifinale è quella che mette di fronte Modica e Paternò, e per il momento sta premiando la compagine adesso affidata a mister Pippo Strano, che sta guidando contro la squadra di Raciti per 1-0 col gol di Omar Diop. Pallone controllato da Pennisi che la mette in fallo laterale, formazioni col Mazara che si schiera con il suo 4-3-3, in porta Giacalone, in difesa da destra a sinistra Marchese, Benivegna, Baiata e Priola, in mezzo al campo invece Michali con Camarà e Bari. Sugli esterni d'attacco Gomez e Ricciulli, punta centrale Gancitano risponde col suo classico 3-5-2. La Super Giovane Castelbuono con Fagone in porta, difesa con Garofalo, Pennisi e Arenoso. Sugli esterni a destra Suarez, a sinistra l'autore del gol Grandis, in mezzo Belecco, Cantus e Pappalardo. Le punte sono Torres e Diallo. Attenzione a Ricciulli che la mette giù in area contro Suarez, fuori gioco però. Non vale naturalmente la conclusione di Michali. Panchine con il Mazara che porta su il secondo portiere Pizzolato, poi Beltri, Calderone, Novara, Scalabrino, Coffi, Pirrello, Anteri. Dall'altra parte Mammano, Mazzola, Mazzeo, Russo, Pardo, Franchelli, Guarneri, Di Bartolo e Marrone. In panchina, primo cambio nella Super Giovane, esce Diallo, entra Franchelli. Classe 2003 Franchelli, non cambia nulla, sono entrambi under. Franchelli che però rispetto a Diallo offre dinamismo, offre qualcosa di diverso, infatti si va a piazzare nello spot di mezzala perché più avanti con Torres gioca Belecco, praticamente un 3-4-2-1 adesso per la Super Giovane. Proprio Franchelli arriva di testa, Belecco anticipato da Baiata. Pennisi, ancora Belecco, fermato questa volta da Benivegna, fallo di Luciano Belecco, punizione. Ricordo che la gara di ritorno si giocherà tra 2 settimane, ovvero mercoledì 20 dicembre, si presume, allo Luigi Failla di Castelbuono, e sarà, come detto, l'ultima gara del 2023 per entrambe le squadre, che avranno giocato prima altri 2 turni di campionato, il 9 e il 16 di dicembre.
Ricordo che il prossimo turno, ovvero sia il turno numero 14 del campionato di eccellenza Girone A, vedrà il Mazzara impegnato sul campo della capolista Nissa, che tra altre cose nel frattempo ha vinto proprio a Geracisicolo contro la Supergiovane Castelbuono. Cinghiali che invece saranno impegnati sul campo dell'Athletic Club Palermo sabato pomeriggio alle 14:30. Qui intanto Belecco palleggia Suarez, affrontato e fermato da Camarà, che poi viene pressato anche da Belecco, fallo di Belecco, punizione. Ed è Camarà che gioca subito per Bari evita Franchelli, tocco a sinistra per Ricciulli, ancora offside del numero 7. Non potete vedere, ma forse potete sentire le proteste di Dino Marino, pubblico presente non in maniera massiccia al Nino Maccara oggi. Sicuramente la situazione societaria si fa sentire, neanche l'ingresso libero, quindi ingresso gratuito nell'impianto, ha portato grosse novità. Intanto il direttore di gara si presenta con un giallo per mister Marino. Con le mani Garofalo trova il colpo di testa di Ricciulli, altro fallo laterale, questa volta davanti alla panchina dell'inquadrato Angelo Bognanni, che sta monitorando i suoi giocatori. Altro colpo di testa di Ricciulli, questa volta su Franchelli, si muove Belecco tra le linee, Benivegna protegge l'uscita del pallone oltre la linea di fondocampo, e allora Giacalone che gioca corto su Baiata. Batte lungo il capitano del Mazzara di testa senza grossi problemi Garofalo, poi Arenoso. Batte lungo, si guarda intorno Torres, che poi sbraccia come a dire: datemeli meglio questi palloni così li posso controllare, li posso giocare. Riparte comunque il Mazzara con Priola, costretto a rifugiarsi ancora dal suo capitano Baiata. Benivegna, battuta lunga a cercare Gancitano, interviene Arenoso che poi l'alza dalle parti di Torres, con la spalla a cercare l'avanzata di Pappalardo, ancora Pappalardo, poi Belecco vince il rimpallo, Belecco il tocco, Torres anticipato, poi torna ma era in fuorigioco. E qui Belecco possiamo dire che si è divorato una potenziale palla gol, perché aveva lo specchio della porta totalmente aperto, ha cercato Torres, chiede scusa ai compagni, il 10 dei cinghiali gialloneri. Tutto questo quando scade il 7° minuto del secondo tempo. Camara aggira Belecco, cerca la palla lunga, Suarez l'arpiona e la fa sua, poi lancio lungo, può controllare Belecco, atteso da Baiata, Belecco la tiene, fermato poi dall'intervento del centrale giallo-blu, rimessa davanti alla panchina del Mazzara, andrà Suarez, anzi andrà Garofalo con la sua gittata lunga. Di testa la sfiora Ricciulli, di fatto appoggiando per l'intervento di Giacalone. Baiata, tocco alla ricerca di Priola. Il servizio poi per l'avanzata di Benivegna. Marchese fronteggiato da Pappalardo che gliela tocca in fallo laterale. Movimento soprattutto sulla panchina della Supergiovane, c'è Pardo che si sta muovendo, altro giocatore ben noto da queste parti.
Qui intanto Suarez approfitta dell'alleggerimento di Benivegna, deve venire incontro Baiata, poi ancora Benivegna. Baiata apre per Priola, porta su il pallone, il terzino sinistro che ha campo da prendere, lancia lungo per la corsa di Micali, anticipa Garofalo. Garofalo non vuole metterla in fallo laterale, riesce ad arrivare a destinazione, ovvero alla linea di fondo, guadagnando così il rinvio per Fagone. Intanto inizia anche il movimento sulla panchina della Mazzara. Batte lungo Fagone, di testa Ricciulli, poi Suarez, anticipato da Gancitano, rimessa per il Mazzara. Qui buona giocata, una delle prime della partita per il centravanti mazzarese Doc, tornato dall'Athletic Club Palermo. Baiata, tocco, poi avanza Belecco, lo trattiene Baiata, fischio, fallo, punizione. Chiede il cartellino per Emanuele Baiata. Sbaglia tutto qui Pennisi, avanza Priola, tocco per Benivegna. Marchese rischia qualcosa, alla fine riesce a passare, Cantus gliela porta via e la gira subito Pappalardo. Pappalardo, tocco per Grandis, poi Belecco alza questa palla verso Torres, l'uscita da parte di Giacalone. Camara, tocco per Gomez che ha spazio per controllare la sfera, poi riesce a farla passare per Bari. Belecco la ruba e serve sulla corsa ancora Torres, esce bene Giacalone, buona copertura degli spazi per il portiere classe 2004. Priola, Gancitano, sponda col tacco, Micali anticipato da Cantus. Adesso la qualità del centrocampo della Supergiovane sembra riuscire ad avere la meglio dopo i primi 11 minuti della ripresa. Supergiovane che non vuole forzare, sa tra le altre cose di avere un'altra gara tra 3 giorni. Qui rischiato qualcosa, infatti perde palla la Supergiovane, sinistro deviato, conclusione di Bari sulla schiena di Pennisi. E quinto giro in bandierina per il Mazzara. Qui ha rischiato enormemente la squadra giallonera. E c'è la battuta dal corner. Battuta dentro, colpo di testa da allontanare, poi spazza via Pappalardo. Può arrivare Torres che la difende col corpo, è raddoppiato da Marchese e da Priola, prova a passare, riesce a passare Torres, area di rigore, Torres, l'appoggio per Franchelli, il 2-0 della Supergiovane Castelbuono, il contropiede da manuale della squadra di Bognanni che raddoppia con la ripartenza mortifera e con Franchelli. Ma bravissimo Torres, lucido, prima nella protezione palla, poi nel servizio per Franchelli, era un 2 contro 1 in area di rigore. La rete del 2-0 della Supergiovane che mette un ulteriore mattoncino verso la prima storica finale di Coppa Italia di Eccellenza. Riprende il gioco da circa un minuto, è cambiato il punteggio a Mazzara, il 2-0 della Supergiovane Castelbuono che di fatto nei primi 13 minuti ha mantenuto il controllo, poi da una palla inattiva dopo aver rischiato tra l'altro di beccare gol su un errore in disimpegno è arrivata
l'opportunità vincente in contropiede con Torres e con Franchelli, ingresso in campo e gol. Fagone, rilancio, Franchelli prova a deviarla, serve Suarez che passa per vie centrali, arriva Torres, anticipato dall'intervento di Baiata, la presenza la rimessa per Garofalo, colpo di testa di Ricciulli, poi Micali, l'anticipo però ancora di Franchelli, poi in qualche modo Torres passa ancora, allontana Baiata, di testa a Garofalo, poi Pennisi, anche lui di testa fuori. C'è Priola che va a battere la rimessa. Qui Bari non riesce a prenderla, allora Pappalardo gliela porta via con l'ausilio di Belecco. Ancora Pappalardo, lungolinea per la corsa di Torres che è più veloce, ma arriva Giacalone con coraggio che anticipa sia Torres sia Benivegna. Intanto è pronto il primo cambio nel Mazzara, Anteri, maglia 10 per lui. Prende il posto di Micali. Siamo al 60° esatto, quindi mezz'ora più recupero per Anteri. Suarez con le mani a cercare e a trovare Belecco, poi ancora Suarez, la tiene, Belecco danza sulla palla, 3 su di lui, lo chiude Ricciulli, poi allontana Priola, di testa Pennisi, si arrampica su Gangitano, Suarez la gioca per vie centrali, non c'è nessuno in area se non Giacalone. Tanto movimento anche con Mazzeo, il nuovo arrivato sulla panchina della Supergiovane. Cantus prova a pressare, l'ultimo tocco è il suo. Con le mani Marchese, di testa tutto solo Grandis, poi prolunga ancora ma sbaglia Pappalardo e allora Priola. Tocco sotto la nostra postazione per Ricciulli. Camara la porta su il 4, ancora Camara non sa chi darla, sfoga a destra su Marchese, servizio spalla alla porta con l'errore di Gomez, rimede in qualche modo Bari, fallo di Cantus, punizione Mazzara, già battuta ma battuta male. Suarez alza questo campanile in fallo laterale, il momento per l'ingresso in campo di Ettore Mazzeo. Esce Garofalo. E allora, primi minuti in maglia Supergiovane per Ettore Mazzeo. Sicuramente anche possibilità di maggiore gestione degli uomini per mister Angelo Bognanni, che sa anche dell'importanza della gara di sabato a Terrasini. Ora Arenoso gioca da braccetto di destra, braccetto di sinistra lo fa Mazzeo, con Pennisi che rimane centrale.
Tanto sbaglia la rimessa proprio Arenoso, batte Priola su Ricciulli, di testa Arenoso, poi di testa Bari, di testa anche Suarez, la palla rimane in campo e allora Cantus. Suarez, Arenoso, lungo, sfiora Belecco, arriva Torres che è in fuorigioco. Camarà porta su il pallone, vedremo anche come reagirà il Mazzara, che come dicevo prima, intanto Ricciulli col controllo, Ricciulli dentro l'area di rigore, lo scarico indietro, il tiro di Bari allontanato da Arenoso, subito protagonista nella sua nuova posizione. Ancora Ricciulli, 1 contro 1 con Suarez, si propone accanto a lui Priola, Ricciulli va al cross, prova ad arrivare Anteri, arriva dall'altra parte Gomez, tocco sbagliato di Gomez. Benivegna, Priola si gira sul suo mancino, ancora Priola, Ricciulli ferma tutto Suarez e c'è spazio per la ripartenza di Belecco, prova ad andare Belecco per vie centrali, fallo di Camarà, non c'è cartellino. Ci poteva stare qui, dicevo, di un buon Mazzara nei primi 12 minuti del secondo tempo. Il gol ha forse punito eccessivamente la squadra di Marino, però il gol è anche frutto della grande concretezza che in alcuni casi manca alla Supergiovane, ma che in questo caso non è mancato. Benivegna, Camarà, Camarà, il lancio, fa scorrere Grandis, riesce ad agganciare Gomez, poi l'intervento ancora di Grandis, tutto ok secondo l'arbitro, Mazzeo allontana sulla testa di Anteri, Ricciulli si muove molto sul fronte offensivo del Mazzara, Ricciulli finta il cross, se la porta adesso sul destro per metterla in mezzo, troppo lunga per i compagni in area, arriva dall'altra parte Bari, fermato da Suarez, ultimo tocco del 19 maglia giallo-blu. Andrà con le mani Federico Arenoso, palla lunga, però lunga Belecco, Torres come al solito fa sportellate con Baiata, poi Benivegna, Marchese, Ricciulli cerca la giocata su Grandis che poi gli mangia letteralmente il pallone, Mazzeo, lancio in avanti, Torres col tacco, prova a mettere in movimento Pappalardo, Pappalardo per Belecco, palla sul sinistro, lo prova! Palla fuori, non di molto sul tiro di Belecco. Sfiora il tris, la super giovane che adesso manda a scaldare altri elementi della sua panchina. Camarà, lancio lungo, un cambio di gioco che trova ancora Suarez, solita partita diligente dell'esterno di destra della Supergiovane, Franchelli col fallo di Bari, il giallo per Bari. Dunque dopo Gancitano e dopo Capitan Baiata anche Bari finisce sul taccuino dei cattivi, intanto prepara una mossa Dino Marino, mossa che arriverà adesso perché la punizione di Arenoso è completamente sballata. C'è fallo laterale, non c'è ancora il cambio pronto, si tratta di Calderone, maglia numero 14, mentre Ricciulli prova a metterla fuori, Torres col controllo contro Baiata, sempre Torres prova a passare, bravo Baiata a chiudere e poi spazza via Camarà, allontana Grandis, pallone deviato di testa su Belecco, l'uscita, ma Belecco è più lesto e firma il 3-0.
la rete di Belecco, qui un errore da parte della difesa della Mazara, punita da Belecco, e 3-0. E qui rischiano di scorrere già i titoli di coda sulla gara e sulla verdetto di questa semifinale. 0-3 a Mazara del Vallo. E finisce nel taccuino dei marcatori Belecco. Gli abbracci in panchina, e adesso sì, dovrebbe essere il momento del cambio, con l'uscita di Bari e l'ingresso di Calderone. Minuto 70 in corso. Super giovane Castelbuono che dilaga, che domina e che adesso si porta sul 3-0. Entra dunque Calderone. Fuori Bari come preannunciato, ma soprattutto si riprende con una situazione di punteggio che, a giudicare anche da quello che è stato il mood della partita, lascia veramente poco scampo. Ci sono circa 110 minuti da giocare ancora, ma la sensazione è che la Super Giovane possa anche iniziare a gestire, possa già anche iniziare a pensare a quello che può accadere tra un mese e mezzo. Ricordo, allo stadio Dal Contres di Barcellona Pozzo di Gotto, la finale, ricordo, in programma il 20 gennaio del 2024, primo trofeo della stagione del calcio dilettantistico siciliano. Da vedere chi affronterà la vincente di questa doppia sfida. Dall'altra parte Modica e Paternò, per un doppio confronto che si preannuncia molto molto interessante. Intanto perde un altro pallone il Mazara, si ripartirà dal fondo, mentre si è fatto male Suarez. Andiamo allora a controllare anche gli aggiornamenti dagli altri campi. Sempre sempre 1-0 per il Modica di mister Pippo Strano. In gol Omar Diop, ricordo Omar Diop in gol nel corso del primo tempo al minuto 24. Colpo di testa da parte di Ricciulli, cercato Gancitano, protegge Arenoso. Qui intanto un po' di storie tese. Mentre c'è un cambio con Pardo che prende il posto di Belecco, minuto 27. Terzo cambio per la Super Giovane. Tra l'altro intanto subito Pardo commette fallo, anzi no, subisce fallo. Intanto Suarez, il cross troppo lungo per tutti. Tanto Belecco va direttamente in panchina, scusate, va direttamente negli spogliatoi, evidentemente clima che è rimasto un po' aspro, con Priola in particolare
Calderone, l'anticipo da parte di Pennisi, poi Pappalardo col controllo plastico, Cantus, Franchelli, Cantus, palla per Arenoso, Cantus, pallone indietro, Pennisi, poi Mazzeo a cercare Pardo, colpo di testa di Benivegna, poi scambio con Calderone, ancora Benivegna, fallo di mano da parte di Giulio Pardo. E punizione per Calderone, battuta lunga a cercare Gomez, l'anticipo di Grandis sui piedi di Ricciulli. Calderone, ancora palla addosso a Ricciulli, poi Camarà alla ricerca di Priola. Priola, Ricciulli, Camarà. Calderone pressato da Pardo, si rifugia da Marchese, poi il tocco per Gomez, prova a puntare Gomez, va al lancio lungo, l'inserimento di Ricciulli, esce Fagone. Fagone che chiede ai suoi compagni di salire. Battuta lunga. Torres non arriva, arriva invece Pardo che la controlla contro Priola. Ancora Pardo che prova a far viaggiare Franchelli, Priola arriva prima. Poi prova ad uscire palla al piede, bella giocata qui di Priola che porta a spasso palle da avversari. Tocco per Benivegna. Benivegna rallenta, attende i compagni, poi servizio per Calderone, ancora per Benivegna che va al lancio lungo, cerca Ricciulli, trova Suarez che si è ripreso tra l'altro, e Fagone, rinvio rischioso, prova ad intervenire Pennisi, poi Ricciulli, eccolo Pennisi che recupera, ancora Ricciulli però, scambio, poi chiusura di Suarez. Anteri prova a liberarsi Anteri, poi per vie centrali il tocco per il cross di Camarà lunghissimo dalle parti di Gomez. Ancora Gomez va a puntare Grandis, tocco per la corsa di Marchese che arriva a crossare, Gancitano commette fallo, mi sento di dire lettura corretta a mio parere, con Gancitano che non è riuscito ad arrivare sulla sfera, è andato al contatto con Arenoso, poi cenno di intesa tra Arenoso e Fagone, punizione a 13,5 dalla fine. Intanto pronto Russo, la quarta mossa di mister Bognanni. Rilancio di Fagone, il controllo di Benivegna, poi Calderone per Gomez che spinge Gomez, l'intervento di Grandis che arpiona la palla, Pardo spaccato in due il Mazzara, corre Grandis che si ferma, mette la palla fuori, è rimasto giù Gomez. Il Mazzara restituisce palla, applausi anche in campo, anche un po' a placare quelli che sono stati gli animi caldi dei minuti precedenti. Invio di Fagone alla ricerca di Pardo, sovrastato da Ricciulli, fallo di Pardo. Qui intanto Anteri sbraccia su Franchelli, c'è il cambio, va fuori credo Cantus, anzi va fuori Pappalardo ed entra Russo che dunque dopo gli ingressi di Franchelli, di Mazzeo e di Pardo si aggiunge ai subentrati di casa Super Giovane Castelbuono, fin qui 2 i cambi effettuati da Dino Marino dall'altra parte, con gli ingressi
di Calderone e di Anteri prima. Di testa Ricciulli, allontana Reynoso, prova ad arrivare Torres, arriva Torres. Ancora Torres, prova a passare, accelera Torres, forse è strattonato da Priola, tutto ok per l'arbitro. Camara. Calderone. Si rialza pian piano Torres, tocco per Priola. Calderone. Benivegna. Calderone ancora. Scambiano i due, poi tocco per Baiata che può prendere campo, decide di lanciare. Cercato Ricciulli, Suarez ancora una volta con la diagonale difensiva perfetta. Calderone, anzi Anteri col tacco per Ricciulli, fuori gioco. Fuori gioco di Ricciulli, 11 al 90°, sta per entrare dall'altra parte anche Marrone e dunque esaurisce i cambi Angelo Bognanni. Tanto zoppica Suarez, potrebbe essere lui a lasciare il campo a questo punto, considerando che c'è solo una mossa e anche perché c'è da preservare i giocatori in vista di quelli che sono di fatto gli ultimi 3 impegni del 2023. Qui intanto lancio di Franchelli, testa Baiata, sulla seconda arriva Cantus ma arriva Calderone a chiudere, poi Grandis a vuoto su Anteri, gira bene il pallone la squadra giallo-blu, poi allontana Reynoso, colpo di testa di Baiata che appoggia su Priola. Anteri, fallo di Franchelli, giallo per Franchelli. Non ce la fa Suarez. Tanto Priola si spiega con la panchina della Super Giovane dopo annullato il cambio. Annullato per il momento il cambio di Marrone, punizione per la squadra del Mazzara, pallone in mezzo, allontana di testa Grandis, poi Gomez prova a prendere d'infilata Russo, ancora Gomez, indietro Ricciulli, cross di Ricciulli, secondo palo Anteri, la rimette in mezzo, c'è Camara che la sistema, finta il tiro e il fallo di Reynoso, abbastanza ingenuo, anzi in realtà abbastanza furbo Camara a cadere di fatto sui piedi del suo avversario. 8 minuti poco più alla fine dell'incontro. Intanto cambia il punteggio a Modica, ha pareggiato il Paternò con la rete messa a segno da Panarello, quindi esattamente lo stesso minuto del gol con cui aveva sbloccato la partita Diop. Arriva il gol del pareggio, è gol pesantissimo questo nell'economia del doppio confronto. Intanto va fuori Suarez, non va dentro Marrone, va bensì dentro Di Bartolo, classe 2003. Ma ora c'è il calcio di punizione. Sulla palla Anteri, anzi sulla palla Calderone, poco più di 7 più recupero da giocare. Calderone conta i passi, sono in 5 in barriera per Fagone. Calderone guarda la porta, poi l'arbitro fischia, parte Calderone direttamente sul muro,
poi Camara propone il cross, dall'altra parte c'è Gomez che punta, Gomez con il cross di testa a Pennisi, poi la protegge Baiata perché vuole il calcio d'angolo, il quinto della partita per il Mazzara, 3 ne ha battuti la super giovane. Esaurito i cambi dunque Angelo Bognanni, c'è la battuta dalla bandierina, secondo palo, Fagone in qualche modo smanaccio per la palla, rimane lì, tentativo di rovesciata, spazza via Cantus e c'è Torres. Si scontrano due giocatori del Mazzara, Franchelli per la corsa di Pardo, arriva prima Priola, Gomez allarga e sbaglia Di Bartolo, primo intervento della gara subito importante. Pardo, controllo, tiene il pallone, serve Franchelli, Grandis, Franchelli prova a passare dal centro, ultimo tocco di un giocatore del Mazzara. Con le mani Laureano Grandis, l'autore del gol dell'1-0. Poi Torres non riesce a passare, bravo Benivegna a sbarrargli la strada. Camara tanto prepara il terzo cambio della sua partita il Mazzara, cambio che potrebbe arrivare già ora, cambio che arriva ora, l'ingresso in campo del numero 16 Scalabrino, altro numero 5 che prende il posto di Gancitano. Sono sicuramente bei minuti per questi ragazzi, 2005-2006. Ha già mandato in campo uno, ovvero sia Marchese al primo minuto. Ora spazio un altro 2005, Scalabrino. Qui Pardo al duello, l'ultimo tocco è di Priola. Di Bartolo che batte la rimessa, a vuoto Calderone per il fallo di Pardo. Calderone riceve, va da Marchese, lancio a cercare Scalabrino, di testa Mazzeo, arriva Anteri, bruciato da Russo. Calderone, controllo e apertura su Priola, sbaglia il tocco Priola, Di Bartolo, serve Pardo, cerca Torres, preso per in controtempo, Di Bartolo con la pressione e il recupero, poi va giù senza il contatto di Priola, tunnel di Baiata, poi il tocco per Anteri, Anteri per Ricciulli, ancora il 10, avanza Benivegna, allarga su Gomez, sovrappone Marchese, palla per lui. Marchese con la palla messa in mezzo, di testa Pennisi, poi di testa Franchelli, di testa anche Grandis. La palla scende, arriva Calderone, poi arriva Gomez, ora Camara. Priola. Allarga per Ricciulli che propone il cross col destro, di testa Renoso. Anteri, pallone poi giocato all'indietro da Marchese su Benivegna, lancio ancora lungo a cercare Ricciulli, controlla Ricciulli, a tu per tu con Fagone, ma col fallo di mano ha annullato il gol a Ricciulli. E secondo direttore di gara se l'è sistemata con un braccio, era lì vicino il signor Russo di Acireale, quindi non buono il gol di Ricciulli, che poteva quantomeno rendere meno pesante il passivo per il Mazzara. Gomez prova ad andare, passa su Russo, ancora Gomez che prende il centro, cerca di scavalcare, palla intercettata, poi sbaglia ancora Russo che poi spazza nuovamente sui piedi di un giocatore avversario. Anteri, Mazzara che prova a mettersi in avanti negli ultimi minuti di gara,
Di Bartolo, spalla alla porta contro Priola, ancora Di Bartolo che si gira, svirgola il lancio. Quando siamo negli ultimi 100 secondi prima del 90°, Calderone va al tiro, Fagone senza problemi. Fa salire i compagni, Capitan Fagone, controllo di Ricciulli, anzi di Camarà, poi Priola prova a passare, ci riesce su Franchelli, evita anche Cantus, poi strattonate reciproche tra i due, tutto ok per l'arbitro. Torres, arriva Pardo al fianco a lui, Torres la tiene, poi Calderone lo ferma, qui ha sbagliato Torres che doveva sfogare su Pardo. Tanto avanza il Mazzara con Camara, tocco per Gomez, prova a scavalcare, tocco di Pennisi con il petto, non con il braccio, poi c'è il lancio per Torres, posizione di fuorigioco. Benivegna, lancio lungo di testa Ricciulli, poi Scalabrino non ci arriva, c'è Mazzeo che però svirgola il rilancio dalle parti di Marchese che controlla, ancora Marchese, Benivegna, ultimi 20 secondi, poi il 90° e quindi poi recupero. 5 minuti almeno a giudicare dalla gestualità del direttore di gara verso il suo primo assistente, il signor Saracino di Ragusa. Intanto qui allontana la difesa e sono 5 minuti di recupero, confermata la scelta del direttore arbitrale. Benivegna la porta su, poi Marchese, chiedono da Scalabrino, il pallone iniziale però è lungo, Pardo fermato a Benivegna, poi Pardo non riesce a fermare Benivegna che avanza, il cross di Marchese lento per Ricciulli, in mezzo a due, riesce ad allontanare Mazzeo, la palla ce l'ha ancora il Mazzara però, Camara, pallone centrale sbagliato, interviene Arenoso, Franchelli, lungo linea per Pardo che ha spazio per controllare e per scappare via, Pardo inseguito da Ricciulli, la spallata di Ricciulli fondamentale per fermare il suo avversario e recuperare palla. Mazzara che adesso prova a chiudere quantomeno con la forza della dignità, dei nervi questa partita, ma c'è un altro errore questa volta di Calderone, allora Cantus, scambio con Mazzeo, Grandis, palla per Russo, poi Mazzeo, cambio gioco dalle parti di Arenoso. Pennisi, pallone per Mazzeo, di prima a cercare Torres, Benivegna con l'anticipo, mentre è pronto Coffi nel Mazzara, occhio qui a questa palla per Ricciulli, anticipa Arenoso che manda la palla in acqua e c'è il cambio, il quarto per il Mazzara, con l'uscita di Gomez. Coffi, classe 2005, altro componente della formazione Under 19 del Mazzara. Con la conclusione di Benivegna da distanza siderale, controlla il pallone Ricciulli, poi Camara, Priola, Camara, Calderone, anzi Anteri per Camara, Benivegna, avanza Benivegna, scodella verso l'area, di testa Arenoso su Franchelli che viene anticipato da Camara, poi Priola, Anteri,
Pallone in mezzo, sorvola la traversa, non l'ha toccata Fagone. La battuta di Fagone, colpo di testa di Ricciulli, sicuramente uno dei migliori in casa Mazzara. Qui adesso spinge la ripartenza, Ricciulli contro Arenoso, pallone per Scalabrino, tocco per Calderone che è mancino quindi non può andare a calciare, lo anticipa Grandis a mettere tutti d'accordo, prova a ripartire la super giovane. Torres con la sponda d'esterno su Cantus. Ultimo minuto di gioco in arrivo, c'è Grandis che ha ancora fiato per spingere e può arrivare anche sul fondo. Ingresso in area di Grandis, pallone in mezzo, Pardo è il salvataggio, bravissimo qui Giacalone a negare il gol a Giulio Pardo. Lancio di Calderone per la corsa di Ricciulli che è più veloce di Di Bartolo. Ricciulli va all'1 contro 1, appoggia indietro, Anteri, inclusione ribattuta da Arenoso, ancora Anteri, rischia qui di perdere il pallone, poi propone il cross col mancino, una buona idea di testa Mazzeo, poi allontana in qualche modo Franchelli sui piedi di Pardo. Russo, cambio gioco sbagliato anche se arriva in qualche modo Cantus. Ancora Russo, palla per Mazzeo che scodella lenta, non arriva Torres, non arriva neanche Benivegna, ma la palla ce l'ha Baiata. Scadono i 5 minuti di recupero, colpo di testa all'indietro di Arenoso, direttore di gara che non porta ancora il fischietto alla bocca, qualche secondo da recuperare per i cambi. Fagone controlla il pallone, rilancia e per l'arbitro può bastare così, vince la super giovane Castelbuono che mette una seria ipoteca sulla prima storica finale di Coppa Italia di Eccellenza della sua storia. Ha battuto 3-0 il Mazzara in una gara a senso unico sul piano del punteggio, ma che in realtà ha visto quantomeno la gagliardia della squadra di Marino, che spera naturalmente di rigenerarsi in un futuro prossimo. La situazione in classifica è complicata, ma va detto che la squadra ha dimostrato carattere, ha dimostrato grinta, ha dimostrato voglia di rilanciarsi. Di fronte però ha avuto semplicemente una squadra che si è rivelata nei 90 minuti superiore, e dunque concludiamo qui dal Nino Vaccara di Mazzara del Vallo con il risultato di Mazzara 0, Super Giovane Castelbuono 3. Da Francesco Camuca e da Sportisili è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento come sempre alla prossima.